Buonasera gentile pubblico, con le immagini ci troviamo a Montemurlo, in località di Prato, per seguire insieme questo campionato provinciale riservato alla categoria amatori, gara organizzata dalla CA Montemurlo che vede in Mauro Nesi il suo presidente. Ricordiamo prima di iniziare con il commento della competizione che si svolgerà un meeting regionale per quanto riguarda la categoria giovanissime che vedrà organizzatori la squadra della CA Montemurlo e quella della Borgo Nuovo Migliore, un meeting che ha al suo attivo per ora 400 atleti e andiamo a sentire uno degli organizzatori di questa competizione. Con noi Marcello Nannini, presidente della società sportiva GS Borgo Nuovo. Insomma Marcello, sappiamo che domenica prossima si svolgerà un meeting regionale per quanto riguarda la categoria giovanissima e sappiamo che sei in collaborazione con la CA Montemurlo. Spiegaci un po' di che cosa si tratta. Sì, ci hanno proposto di organizzare il meeting regionale dei giovanissimi di fuoristrada, la commissione giovanile appunto, e noi ne siamo stati orgogliosi. Parlandone con Mauro Nesi ha detto ma perché non collaboriamo insieme, vi si dà una mano e la facciamo qui a Montemurlo. Che ho colto l'occasione al balzo e siccome Mauro è anche in gamba a livello organizzativo siamo contenti e siamo riusciti a allestire penso una bella giornata di sport qui ai giardini di Montemurlo. Quanti giovanissimi si prevede possano partire domenica? Ma senti, penso secondo dati da 400 a 500 ragazzi, quindi penso sarà una bella manifestazione. Se la giornata ci assiste e sarà bel tempo ci saranno anche degli eventi collaterali perché c'è la polizia municipale appronterà un percorso di educazione stradale, la scuola di ballo faranno delle danze, quindi dovrebbe essere una bella giornata di sport. E dopo aver ascoltato le parole di Marcello Nannini, presidente della Borgo Nuovo Migliore, partiamo con questo campionato provinciale che si dividerà in due partenze, quella della 1 a 2 a 3 e poi in seguito quello della 4 a 5 a 6 e donne. Abbiamo visto come mossiere Mauro Lorenzini, sindaco di Montemurlo, presente qui oggi perché il comune di Montemurlo ha dato un contributo importante per quanto riguardava questa manifestazione alla società organizzatrice. Infatti oltre a essere il campionato provinciale si va anche a ricordare il 13° Memorial Fernando Cipollini, poi il primo Memorial Giorgio Colligiani e il primo Memorial Vincenzo Caputo. Le maglie che poi saranno vestite dai corridori saranno portate per quanto riguarda il 13° Memorial Fernando Cipollini dalla figlia ovvero Sabrina e dalla moglie Claudia. E per quanto riguarda anche le vestizioni delle maglie abbiamo presente anche la figlia di Vincenzo Caputo. Subito scoppiettante l'inizio di questa gara riservata alla 1 a 2 a 3 che vede già una fuga quando siamo al 14° chilometro. I protagonisti di questa fuga sono con il numero 76 Mori, con l'84 Gorga, con il 68 Balli, il 69 Nesti, il 166 Cafaro, il 135 Fulvio Valentini, il 72 Paolo Giuseppe. Gruppo che viene segnalato a un ritardo di 18 secondi. Intanto stanno passando per l'abitato, hanno passato adesso l'abitato di Bagnolo gli atleti al comando e vediamo anche un esponente della società organizzatrice della CA Montemurlo. Tanto Fulvio Valentini che ha preso in questo momento la testa, si stanno dando cambi regolari, gli atleti in fuga che sembrano per il momento avere un disaccordo, infatti si sono un attimo scomposti coloro che stanno portando avanti questo tentativo di attacco. E vediamo il gruppo, l'abbiamo visto in questo momento, 18 secondi ancora per quanto riguarda il forte del gruppo qui col 145. Intanto ci passa davanti Santoni che prova ad uscire per riagganciarsi ai fuggitivi, ma gruppo che comunque sta tenendo un'andatura veramente sostenuta per il momento. Vedremo se il tentativo degli atleti al comando potrà andare avanti oppure no. Intanto passa anche davanti alle nostre telecamere Luca Castagnoli, uno degli esponenti più attivi per quanto riguarda questa annata amatori. L'abbiamo visto protagonista molte volte nel giro della provincia di Prato. Andrei a ricordare quelli che sono un po' coloro che hanno dato una collaborazione quest'oggi qui per questo campionato provinciale, che sono la Tecnogiochi di Fabio Magelli, l'Oriental Café di Samuele Sandro Bonacchi, della Fondazione Cure to Children per la cura dei bambini affetti da malattie nel sangue e tumori infantili,
poi Professione Pastaio, l'Autofficina Delta, la Outvet, abbigliamento tecnico, la Gelateria Fata, poi Moto Guzzi di Prato, la Protezione Civile, la Croce d'Oro di Montemurlo e la Misericordia di Oste Montemurlo. Con le immagini sempre la fuga al comando, e qui vediamo che hanno preso un ottimo vantaggio, gruppo che al momento sembra fermo e accusa non più un ritardo di 18 secondi ma ben un ritardo di 35 secondi. Andiamo a ricordare i numeri di coloro che sono davanti. Intanto vediamo sempre il gruppo che non trova accordo, qualche scatto che comunque favorisce l'azione di coloro che si trovano per il momento davanti. Infatti non c'è possibilità in questo modo di poter andare a riprenderli, ma tutto scatti contro scatti. In questo momento col numero 166 vediamo Cafaro, uno dei protagonisti della fuga di prima, e vediamo sta cercando di riportarsi nuovamente fuori dal gruppo per rientrare sul nuovo tentativo che si è svolto in questo momento e che è operante al comando della competizione. Vediamo Cafaro sta facendo un'ottima andatura sostenuta, ma gruppo, anche se allungato, sempre lì a tenere chiuse le fila. Intanto con la macchina della Oriental Café, e siamo a meno 2 giri dall'arrivo. Ricordiamolo, percorso di quest'oggi di una lunghezza di 12 km e 400 metri da ripetere 6 volte per un totale di 74 km e 400 metri, per poi prendere all'ultimo giro la variazione di 1 km e 900 metri che porterà in cima a Piazza Castello, dove sarà posto l'arrivo di questa manifestazione. Si ringrazia per l'ottimo servizio ovviamente il servizio sanitario della Croce d'Oro di Montemurlo, il servizio staffette della Moto Guzzi di Prato, il servizio che viene posto agli incroci per far sì che tutto sia nel migliore della sicurezza, la Protezione Civile di Agliana. Quindi sempre tentativo d'attacco, provano a inseguire in 4 quando mancano 2 giri alla conclusione. Abbiamo visto con i 28 Crifasi, con i 150 Vannucci, e il gruppo che adesso viene segnalato con un ritardo di 1 primo e 35 secondi, quindi vantaggio importante quello degli attaccanti quest'oggi sul gruppo che al momento sembra fermo. Vediamo sempre gruppo che non cerca in questo momento di rientrare, sembrano quasi essersi arresi a quella che sarà la risoluzione della gara. Qui sempre gli attaccanti che stanno ripassando davanti alle nostre telecamere. Con il 29 vediamo in questo momento, abbiamo visto Battaglia, e gruppo che adesso viene segnalato ancora in forte ritardo, non più 1,35, sale il vantaggio degli attaccanti, quindi 1 minuto e 50 secondi il ritardo del gruppo in questo momento. Gli attaccanti stanno avendo, i fuggitivi stanno avendo un ottimo accordo, cambi regolari per quanto riguarda questa fuga, ma vediamo un tentativo di 2 atleti che provano a uscire dal gruppo. Andremo a vedere presto di chi si tratta, chi saranno questi 2 contrattaccanti. Vediamo Luca Castagnoli, e con il 150 vediamo Vannucci e Castagnoli che stanno cercando di riportarsi su quella che è l'avanguardia del gruppo quando siamo all'ultimo giro. Quindi terminato questo si andrà verso l'arrivo, ma vediamo dietro la reazione non è di quelle che ci si aspettava, gruppo che non sta reagendo anche a ulteriori attacchi che vengano proposti dai componenti di quest'ultimo. E vediamo quindi Castagnoli e Vannucci vengono segnalati adesso a 1 minuto e 30, hanno recuperato qualcosa sugli attaccanti, mentre il gruppo a 2 minuti. Quindi ormai possiamo dire tagliato fuori il forte del gruppo. Sarà una lotta tra coloro che si trovano al comando, dato che al termine di quest'ultimo giro ci sarà solo 1 km e 900 metri che li porterà verso l'arrivo. Intanto ritorniamo con i fuggitivi al comando e Fulvio Valentini che prova a forzare l'andatura, ma niente da fare, stanno iniziando a controllarsi perché fra poco ci sarà l'arrivo. Rimangono in questo momento in 4, ma sembrano rientrare immediatamente anche coloro che ne facevano parte precedentemente. Quindi andrei a ricordare i numeri: 135 Fulvio Valentini, col 140 Morelli, 154 Querci, il 29 Battaglia, il 71 Franchi, il 145 Santoni, il 168 Gorgeri, e in questo momento si trovano sulla salita che li porterà verso l'arrivo. Ancora tutti insieme, non sembra che nessuno possa attaccare, anche se adesso Valentini si porta sulla testa a fare l'andatura, un forcing per quanto riguarda il corridore
di Pontedera, e vediamo se riuscirà a fare selezione Fulvio Valentini, e sembrerebbe proprio di sì. Rimangono per il momento in 3 sulla salita della Rocca che li porterà verso l'arrivo in piazza Castello. Andiamo sempre Valentini davanti a fare l'andatura, un'andatura veramente alta, quella del corridore di Pontedera. Vediamo sempre un ritardo che adesso accusa il gruppo di 2 minuti e 50, quindi possiamo dire niente da fare, e siamo quasi sulle rampe conclusive. Il pezzo più duro in questo momento per quanto riguarda questa gara valente per le categorie A1, A2 e A3, e che sta vedendo protagonisti 3 corridori principalmente: Fulvio Valentini, poi Battaglia e Girardi. Sono loro che stanno avendo la meglio su quelli che erano i compagni di fuga, quindi rimangono in 3, sempre Valentini a fare l'andatura, dietro di lui Girardi, in ultima ruota a Battaglia. Vedremo chi sarà colui che andrà ad aggiudicarsi questa competizione. Un Valentini che sta facendo veramente un'andatura sostenutissima, Girardi in seconda ruota, Battaglia in terza, ormai dissolta quella che era la fuga che aveva visto protagonisti coloro che avevano attaccato dall'inizio. 300 metri alla conclusione, ormai siamo nelle battute conclusive. Girardi adesso a fare l'andatura, Fulvio Valentini che si porta in ultima ruota, e Battaglia che adesso prova ad allungare, ed è Battaglia che scatta in questo momento, si pianta Valentini, ed è una lotta fra Battaglia e Girardi. Battaglia ancora davanti, fra poco ultima curva, svolta a destra in questo momento per Battaglia che ormai passa sotto l'arco da solo e va a vincere davanti a Girardi. Quindi vittoria di Battaglia per la classifica della categoria A1. Vediamo arrivare anche Valentini in questo momento, quindi vittoria di Battaglia per la 1. Intanto si vede arrivare anche gli altri componenti della fuga, e se è tutto un seguito adesso vedremo un po' gli ordini d'arrivo. Per quanto riguarda l'ordine della 1 vince Battaglia, mentre per l'ordine d'arrivo della 2 abbiamo visto vincitore Vinci David, mentre per la 3 Giraldi Claudio che si è classificato al secondo posto assoluto. Quindi campione provinciale per quanto riguarda la categoria della 1 lo ritroviamo in Bonacchi Romeo del SD San Giorgese Team, davanti a Luca Castagnoli che per il secondo anno consecutivo conquista il secondo posto. Poi per la categoria 2 invece il campione provinciale è Balli Andrea, mentre per la 3 è Biagiotti Davide di Arruota Libera. E una grandissima corsa quella svoltasi qui oggi per quanto riguarda le categorie iniziali degli amatori, quindi già 3 maglie di campione provinciale assegnate per questa prima parte di gare. Vediamo arrivare in questo momento anche quello che rimane del gruppo, quindi stanno arrivando gli ultimi corridori per quanto riguarda le categorie A1, A2 e A3. Quindi grande vittoria di Battaglia Marco che con uno spunto veramente impeccabile è riuscito a sfruttare il momento giusto, quindi ha sfruttato il lavoro di Valentini, poi di Girardi per affondare la sua zampata che lo ha portato, lo ha visto vincitore qui in piazza a Castello. Vincitore assoluto, ricordiamo, davanti a Girardi e Valentini. E per quanto riguarda la classifica della 1 ha vinto Battaglia davanti a Stoppioni, poi Bonacchi, Castagnoli e Bolognesi. Per quanto riguarda la 2 ricordavo la vittoria di Vinci David davanti a Franchi, Nesti, Balli e poi Paolo Giuseppe. Per quanto riguarda invece la 3 la vittoria di Giraldi davanti a Valentini, poi Morelli, Biagiotti e Santoni. Quindi questi qui gli ordini di arrivo per quanto riguarda la prima parte di gare. Qui con le immagini siamo in piazza Castello dove è posto l'arrivo di questo campionato provinciale. Sempre Mossiere, il sindaco di Montemurlo, che ha dato il via anche per quanto riguarda la gara relativa alle categorie A4, A5, A6 e donne, quindi un Mauro Lorenzini molto presente qui oggi come rappresentante del comune di Montemurlo e come anche contribuente per quanto riguarda questa competizione che, ricordiamolo, è stata valida anche grazie al patrocinio della provincia di Prato e del comune di Montemurlo. Ricordiamo anche a chi è rivolta questa manifestazione, quindi 13° Memorial Fernando Cipollini, primo Memorial Giorgio Colligiani e primo Memorial Vincenzo Caputo. Ricordiamolo, prova valida per il campionato provinciale di Prato WISP. E ricordiamo anche per questa gara il percorso che gli atleti dovranno
affrontare, quindi un circuito di 12 km e 400 metri da ripetere anche per loro 6 volte, per un totale di 74 km e 400 metri, per poi svoltare in una deviazione all'ultimo giro di 1 km e 900 metri che li porterà fino al traguardo in Piazza Castello, quindi una lunghezza totale di 76 km e 300 metri. Ricordiamo nuovamente, perché non ci possiamo mai scordare di coloro che danno un loro contributo per le manifestazioni, quindi la Tecnogiochi di Fabio Magelli, la Oriental Café di Samuele e Sandro Bonacchi, la Fondazione Cure to Children per la cura dei bambini affetti da malattie nel sangue e tumori infantili, la Professione Pastaio, l'Auto-Officina Delta, la Outvet, abbigliamento tecnico, la Gelateria Fata Gelata, la Moto Guzzi di Prato, poi la Protezione Civile di Agliana, la Croce d'Oro di Montemurlo e la Misericordia di Oste Montemurlo. Questi ultimi sono coloro che possono far sì rendere facile quella che sarà poi la competizione, tenendo possiamo dire a bada quelli che sono gli ostacoli. Partenza subito fulminea anche per quanto riguarda la corsa relativa alla 3, a 4, a 5, a 6 e donne. Subito un tentativo di attacco di una coppia, trattasi dei numeri 317, ovvero Casagrande del team Falaschi, dei cicli Falaschi, e con i 242 invece della CA Montemurlo Baccianti. Ci viene segnalato a 15 secondi un quartetto che sta cercando di rientrare sulla coppia al comando, vedremo se riusciamo a riprendere quelli che sono i nomi, mentre il gruppo viene segnalato a 45 secondi. Eccolo qua, il quartetto che sta cercando di riportarsi sulla coppia al comando, e possiamo intravedere Lenzi, poi Fiesoli, Papi e Stefanini. Quindi si è mosso in prima persona il campione europeo Alessandro Fiesoli, che sta cercando di riportarsi insieme agli altri tre, che ricordiamoli sono Lenzi, Papi e Stefanini, sulla coppia al comando. E il gruppo tirato dagli uomini cicli Falaschi in questo momento ha segnalato a 45 secondi. Cicli Falaschi che stanno cercando di mantenere stabile quella che è la situazione, dato che hanno un esponente davanti. Sarebbe per loro controproducente eventualmente andare a richiudere in questo momento. Vediamo anche Panconi, campione italiano in terza ruota, anche lui uno di coloro che quest'oggi è molto atteso sicuramente per una vittoria finale, e vedremo come si svolgerà in questo momento la competizione. Quindi gruppo che per ora transita davanti anche alle nostre telecamere, compatto, non sembra impensierito dal tentativo di fuga in questo momento che abbiamo visto davanti. Sempre la coppia, ricordiamola, formata da Casagrande e Baccianti, che viene ripresa in questo momento. Quindi Baccianti adesso si è portato davanti, qui Casagrande in seconda posizione, rientra in questo momento sotto di loro Lenzi, ma gruppo che l'abbiamo visto era sullo sfondo, quindi ripresi quelli che erano i 4 contrattaccanti di prima, ricordiamoli, Lenzi, Fiesoli, Papi e Stefanini dal gruppo, anche se Lenzi adesso ha provato a riportarsi sulla coppia al comando per vedere di riuscire sempre ad andare via, ma abbiamo visto il gruppo alle spalle. Eccolo qua Lenzi che sta cercando di dare il suo contributo in questo momento alla fuga. Vediamo se riusciranno a riprendere un minimo margine di vantaggio, oppure verranno invece ripresi dal gruppo, che lo vediamo è lì a un centinaio di metri e passa in questo momento davanti alle nostre telecamere. Ci riportiamo in questo momento sul dirizzone dove è posto il contagiri, e vediamo un gruppo sempre compatto in questo momento, anche se allungato. Vediamo anche Fiesoli nelle prime posizioni, sta controllando la corsa, e ci riportiamo sull'arrivo in questo momento per attendere quello che sarà poi il transito e l'arrivo dei corridori. E vediamo è un uomo solo al comando che arriva in questo momento. Si tratta di Luchini Massimo della SDUC FBM, che va a vincere qui in Piazza Castello alla Rocca, e arriva anche Fiesoli. Quindi corridore della Prato Calori, campione europeo Alessandro Fiesoli va a conquistare la vittoria per la sua categoria. E qui vediamo arrivare anche quelli che rimane del gruppo, che si è scomposto sulla salita che portava poi all'arrivo. Quindi stanno arrivando un po' tutti coloro che facevano parte di questa competizione, e vediamo
Per quanto riguarda l'ordine d'arrivo della categoria 4 abbiamo visto vincitore Luchini Massimo, per la 5 abbiamo visto Fiesoli Alessandro, intanto arriva anche Fedi sotto l'arrivo. Poi per quanto riguarda la 6 ci segnalano la vittoria di Gastasini Adriano, corridore della Ciclo Sovigliana, la squadra di Empoli Valdelsa, mentre per le donne la vittoria di Daniela Turchi della Lenzi Bike. Quindi assegnate anche per quanto riguarda queste categorie le maglie, e sono per quanto riguarda la categoria A4 viene data a Burchietti Enrico la maglia di campione provinciale, nella 5 a Fiesoli Alessandro, mentre nella 6 non viene consegnata a nessuno perché non c'erano partecipanti, mentre nella categoria donne a Turchi Daniela. E andiamo a sentire quelle che sono le voci degli organizzatori di questa manifestazione. Giampaolo Mancini, presidente della WISP di Prato. Insomma Mancini, quest'oggi campionato provinciale che si è svolto sotto una bellissima giornata con un bellissimo spettacolo. Sì, è stato un bello spettacolo, peccato i numeri non abbiano troppo imbellito questa manifestazione, perché si meritava forse qualche numero in più come numero di partecipanti, però la gara è stata bella, è stata vincente, abbastanza dura, perché sappiamo bene che il circuito qui a Montemurlo è un circuito molto impegnativo, e con l'arrivo poi su alla Rocca che ha dato il tocco finale, la ciliegina a tutta la manifestazione. In ogni modo io ringrazio veramente sia gli organizzatori, tutti gli sponsor che hanno dato una mano all'organizzazione, ringrazio in modo particolare Nesi della Scià Montemurlo che si è impegnato per organizzare questa prova del campionato provinciale. Quindi niente, e ringrazio soprattutto anche i miei collaboratori, i giudici di gara della WISP che hanno lavorato oggi insieme a me, e niente, e un arrivederci al prossimo anno e soprattutto un arrivederci alla prossima settimana, perché avremo l'ultima tappa del Giro della provincia di Prato, quindi attendo corridori anche per quella manifestazione lì. Bartolomeo Gianfranco, vicepresidente della Scià Montemurlo. Insomma Gianfranco, sappiamo che domenica prossima ci sarà un meeting che organizzerete insieme alla Borgo Nuovo Miglio riguardante giovanissimi. Abbiamo parlato anche con Marcello, dici un po' anche te quali sono le specialità che verranno poi affrontate. In linea di massima sono tutti bambini da 6 a 12 anni che gareggeranno su un percorso campestre organizzato qui nei giardini delle scuole blu. Era da tanto che cercavamo di riuscire a organizzare una gara di bambini, proprio perché da quando ci siamo collegati alla fondazione i bambini sono un nostro obiettivo da cercare di aiutare più possibile, e ci sembrava giusto poter organizzare anche una corsa di bambini. Ci è stato dato l'opportunità, vediamo se il tempo ci vuole bene, sembra che ci siano appoggi di molte strutture che sono contente di sposare questa nostra idea, e speriamo che tutto vada bene. Mauro Nesi, presidente della CA Montemurlo. Insomma Mauro, oggi abbiamo visto un campionato provinciale che è riuscito veramente bene, dato da uno spettacolo con l'arrivo in cima alla Rocca. Sì, credo che l'arrivo alla Rocca è già di per sé un bellissimo spettacolo, perché entrare nel centro storico in quel modo lì a me piace tantissimo. È stato ideato da Mario Grasso, che era il nostro segretario. È stata un'idea secondo me azzeccata al 100%, è bello, bellissimo davvero. Mi sono divertito nel vedere, cioè mi sono divertito meno a vedere magari forse un po' pochi partenti, perché mi aspettavo un po' più partenti, ma all'arrivo della Rocca si sapeva già di essere penalizzati, ma noi si cerca di andare un po' su un ciclismo dove non è soltanto pianura, ma ci sia un pochino anche da guardare un po' in faccia il corridore, anche se magari avevo qualche corridore nostro che magari si puntava un po', ma la nostra società non è puntare soltanto esclusivamente su quello che ci va forte in salita, ma quando ci si ritrova davanti anche uno di noi che va piano, che può andare anche a piazzarsi. Il gioco è uguale per tutti, quindi non si guarda in faccia, non sa prime donne nelle nostre categorie, insomma, nella nostra squadra. Senti, chi vogliamo fare un ringraziamento speciale per questa manifestazione svoltasi qui oggi? Ma oggi in particolare si deve partire subito dagli sponsor che ci permettono già di fare queste cose qua. Io credo che oggi si sia dato dimostrazione che è venuta una bella giornata, è venuta un'organizzazione discreta, è venuta una premiazione altrettanto discreta grazie ai nostri sponsor, perché ci hanno fatto dei pacchi
che non tanto spesso si vedono a giro, si vede delle premiazioni un po' precarie, purtroppo ci sono dei costi che si deve andare lì, quindi sa la fortuna noi di avere certi sponsor che ci stanno vicino, gli piace il ciclismo e oltre a loro ci sta anche la fondazione che noi ci si tiene tantissimo e si sta facendo il massimo per poterla sostenere, che è la fondazione Future Children. Quindi un grandissimo grazie a loro e da lì si deve andare alla giunta comunale che qualsiasi cosa si abbia bisogno ci stanno tutelando al 100%. Oggi ho avuto la soddisfazione di far vedere anche un po' di corsa al sindaco di Montemurla, Mauro Lorenzini, ma vorrei ringraziare proprio di per sé sì tutta la giunta, ma in particolare l'ufficio sport che sta facendo delle cose egregie e il corpo dei vigili che ci ha dato una grossa mano oggi davvero, quindi un grazie a tutti di cuore.